Sabato 14 maggio la sala consiliare del Palazzo Comunale di Sora ha ospitato la conferenza stampa di presentazione delle attività sportive nel territorio a cura del Comitato Italiano Paralimpico del Lazio. Dopo la presentazione nel comune di Isola del Liri, insieme al sindaco Massimiliano Quadrini, Marco Iannuzzi e Pier Giorgio Fascina, rispettivamente presidente e consigliere di giunta del CIP, hanno fatto tappa a Sora, ospitati dal consigliere con delega allo sport Marco Mollicone. L'incontro di oggi è volto a studiare, verificare insieme con il Comitato Paralimpico progetti da riportare sulla nostra città. Questo lo vogliamo fare sfruttando quella che ormai è una parola chiave per molti progetti dettati un po' dal periodo che viviamo, che è quello dell'inclusione sociale. Lo sport deve e può essere veicolo di inclusione, assolutamente, noi ne siamo fermamente convinti e proprio per questo abbiamo lavorato in questi mesi per proporre possibili progetti al Comitato Paralimpico, progetti che devono portare a sviluppare nuove strutture sulla città di Sora, strutture sportive ovviamente, e chiaramente questo è il momento in cui ufficializziamo questo rapporto che abbiamo già sottoscritto diversi mesi fa con il Presidente regionale del Comitato Paralimpico e che chiaramente porteremo avanti da oggi in poi per realmente riuscire a portare con il loro contributo necessario e fondamentale su Sora strutture che possano sviluppare questi progetti, queste iniziative sportive e magari riuscire a tirar fuori anche qualche campione negli sport paralimpici. Come sostenuto dal Comune di Sora, l'iniziativa del CIP mira a promuovere, disciplinare, regolare e gestire le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'incontro odierno, ha spiegato il presidente Iannuzzi, dà seguito alle idee venute fuori dagli incontri passati, svoltisi a distanza, e concretizza le future iniziative. Oggi abbiamo avuto un importante incontro proprio per dare seguito a quelle che erano delle idee che ci siamo scambiati solamente a distanza qualche tempo fa con l'amministrazione comunale e che invece adesso abbiamo voluto fortemente ribadire e non solo. Fare qualcosa di concreto per poi avviare delle politiche che possano realizzarsi soprattutto in uno sport praticato per le persone con disabilità. Il Comitato Italiano Paralimpico ci tiene in maniera particolare affinché ci possa essere la massima diffusione non solo dell'idea e della cultura paralimpica, ma anche delle attività praticate su tutto il territorio. Non sarà facile, bisogna trovare delle strutture adeguate, bisognerà avere delle società alle spalle che appoggino questa nostra idea, ma già avere un'idea e volerci impegnare e spendere il nostro tempo è importante e renderà sicuramente le cose un pochino più facili. Allora oggi grande soddisfazione per aver portato avanti questo tour nella provincia di Frosinone che parte dall'Open Day proprio della città capoluogo a Frosinone, dove abbiamo dato la possibilità a tanti atleti di poter avvicinarsi a quelle che sono le discipline paralimpiche, circa 5 discipline paralimpiche, e con grande soddisfazione abbiamo riscontrato una grande partecipazione, alla volta poi di un tour per altri comuni, tra i quali tra i più importanti Sora, dove abbiamo messo in rilievo il fatto di stilare una linea programmatica che possa portare la giusta attenzione a quelle che sono tematiche fondamentali per il territorio, quindi lo sport e la disabilità.